Come ti nasce questa passione? Il tutto nasce grazie a un mio amico calciatore che è Riccardo Martignago, che adesso milita in Serie C e che mi ha chiesto di fare una sua maglia e niente, l'ho fatta e da lì diciamo è partito un po' tutto quanto. La scorsa settimana mi è arrivata la maglia di Dani Garcia dell'Athletic Bilbao e adesso speriamo di espanderci anche in Spagna. Stai aspettando nuove magliette anche, vero? Sì, sto aspettando Koulibaly del Senegal e dovrebbe mandarmela Zanetti, il capitano Zanetti, e dopo domani dovrebbe arrivarmi quella di Legittimo, che è un giocatore di Serie B. E basta per ora, sì, dopo va tutto quanto a step. Qui abbiamo una piccola carrellata, Dani Garcia, Iori, e sappiamo che hai portato recentemente delle magliette a Roma al museo. Sì, l'ho portato al museo e poi il giorno dopo sono andato a Napoli e ho consegnato a Koulibaly e a Petagna. E poi Koulibaly ha consegnato lui direttamente a Mertens e a Insigne, che il giorno dopo appunto Mertens mi ha scritto, mi ha detto grazie mille, bellissimo e tutto quanto, quindi dai, sono contento. Abbiamo visto anche la maglia di Ronaldo. Sì, Ronaldo è appunto per il museo, ho fatto Ronaldo e il Papa Francesco, che dovrebbe andare ai Musei Vaticani, però sì, non so ancora. È tutto in stand-by ancora. Hai una tecnica ormai acquisita? Sì, è una tecnica mista. Uso qualsiasi tipo di colore e poi butto colore a caso, come viene. E qui abbiamo anche un paio di scarpe personalizzate per uno sportivo locale. Chi è? Sì, è Giorgio Senagiotto e le ho disegnate in collaborazione appunto con Frim e con Giorgio, che oltre ad essere uno sportivo è un amico, e era per la 24 ore di Le Mans. Questa è una corsa di Fuji in Giappone e appunto ritrae tutto quanto un po' il Giappone con appunto gli ho fatto il sushi, gli ho fatto il gatto, il sollevante, appunto il Monte Fuji e tutto.